da Nicoletta e un ciao a tutta la FIAIP del Veneto. Sono contenta perché ancora una volta con la FIAIP di Padova, di Rovigo, stiamo organizzando per voi una giornata, penso molto incisiva. Si parlerà di atteggiamento, si parlerà di come trovare le soluzioni per essere forti e congruenti, perché quante volte in un momento di crisi si perdono un po' le speranze, quante volte si viene a compromessi perché si pensa che è meglio prendere tutto ciò che c'è da prendere, perché chissà. Sono 21 anni che mi occupo di formazione e 21 anni che mi occupo anche di vendita e ho notato una cosa, che tutte le volte in cui sono venuta a compromessi con il cliente, alla fine l'ho pagata con debiti usurai. Perché? Perché se hai paura di perdere, alla fine perdi. Se hai paura di perdere quella vendita, la vendita di quell'immobile, quell'acquisizione, se vieni a patti, alla fine si perde in coerenza, si perde il rispetto. Tutte le volte in cui abbiamo quella forza, quella determinazione, alla fine la vita, gli eventi ci ripagano. E te lo dico proprio forte di tanta esperienza. Ok, questo, la cosa importante sarà avere gli strumenti giusti per avere quella forza, quella determinazione, quell'autostima, quella capacità di andare oltre la paura di perdere. Ti aspetto l'8 luglio a questa giornata organizzata dalla FIAIP, perché ottenere risultati andando al di là della paura di perdere veramente ti fa sentire più leggero, più libero e le cose avvengono in modo più fluido e più naturale. Ci vediamo all'8. Ciao.